Ricordar sminga dal naso alla bocca, letteralmente non ricordarsi dal naso alla bocca. Tal se ricorda no dal naso alla bocca. È un modo di dire, mi pare abbastanza evidente, cioè non ti ricordi dal naso alla bocca. In realtà qui il detto popolare, diciamo, che utilizza la distanza di luogo, diciamo, la distanza fisica alla distanza, la paragona alla distanza di tempo, cioè non ricordarsi dal naso alla bocca, come dire, se tu dal naso vai fino alla bocca, è come dire pochissimo tempo, paragonato al tempo, appunto. E beh, mi potrebbe dire, mi ricordino dal naso alla bocca perché che hai messo i barbis che fanno da freno. Ma a parte questa battuta così estemporanea del 31 de lui, con cui chiudiamo un po' questo mese, almeno per un po' di detti che ne ho rilasciati un po' pochi, ho lasciato più spazio ad altre cose. Perché? Ma perché forse in questo periodo spesso capita di pensare che dovremmo ricordarci di più di quello che accade, tenere viva la memoria delle cose e per quel che sta succedendo adesso anche magari ricordarsi di chi aveva detto cosa, che so, 2 mesi fa, 3 mesi fa, 1 anno fa, 10 anni fa e cosa dice adesso, ecco, mi riferisco a tanti ambienti. Però per stare alla nostra vita più normale, diciamo, di tutti i giorni, questo è un proverbio che almeno i miei genitori, i miei gente, i miei nonni, gente del disegno de spes, lo riporta anche Cherubini nel suo vocabolario, quindi è un detto molto antico, come tutti i detti appunto nasce dall'esperienza quotidiana. Ho pensato se possa riferirsi diciamo, a tutta la memoria, per così dire, sia quella a lungo che a breve termine. A me pare che possa essere più indicata per le cose spicciole e anche appunto a breve termine. Mi ricordo più cosa che ho mangiato venerdì, te si ricorda non anche del naso alla bocca. Mentre non so se mi dicesse non mi ricordo cosa feci in vacanza 10 anni fa, è più plausibile non ricordarsi e questo proverbio magari non si adatterebbe, a meno che si tratti di persona che la si ricorda mai in agot, né a breve né a lungo né a medio termine. Allora se disse proprio che si ricorda mica la nasa alla buca. Niente, molto semplicemente. Ci sono altri modi di dire riguardanti la memoria, ovviamente adesso non li tiro fuori qui, però avere poca memoria, ci dice il Cherubini, si diceva anche avere una memoria di gatto, non so se i gatti hanno poca memoria, noi sappiamo che gli elefanti ne hanno molta, infatti si dice avere memoria da elefante, avere la memoria curta, si dice normalmente anche in italiano avere la memoria corta, invece viceversa il Cherubini dice avere una memoria di bronze, cioè di bronzo, cioè, quindi solida, di una memoria di uno che si ricorda molto. Ecco, non so, spero di essermi ricordato di tutto quello che dovevo dirvi, perché se non mi ricordassi adeguatamente potreste dirmi che si ricorda no dal naso alla buca. Però ecco, diciamo, in questo mese di luglio cerchiamo di chiuderlo ricordandoci tutto quello di bello che abbiamo avuto, rimediando magari a quello che non è stato positivo e sempre a Dio piacendo, se vedo un mes che viene. Ricordeves. Ciao ciao!